Allora, questi maccheroni sono stati fatti con uova e farina artigianalmente e con il ragù di Siro Nero. Allora, questo sugo viene fatto da stamattina alle 7 fino a ora, ancora sta cuocendo con un po' di cipolla e poi gli mettiamo la carne di ragù di Siro Nero, fatta a pezzettini con un po' di taglia, perché per dare il gusto a questi maccheroni. Guardate quante persone presenti qui a Longi per la 26esima sagra del suino nero di Negro. Paternò, provincia di Catania, le Catania. Tradizioni locali. No, le dico domani che cos'è onda di questo? Il canale? Ci servite che dobbiamo tornare a Catania. Tanto uova e farina di semola rimacinata. Diciamo come farina è la Dominia, che è una farina speciale. Onda di allora, se tu ti sposti allora io mi metto più avanti. Con le uova di gallina, non uova di Prendo alto, 15 minuti ce la facciamo, dai. Era un ragù speciale perché Una serata meravigliosa che da tempo abbiamo organizzato ed era nelle nostre aspettative e le aspettative sono state valorizzate. Quanti sapori vivremo questa sera? Tantissimi sapori, tutti derivati dal prodotto di nicchia che è il suino nero dei Nebrodi. 26 anni di storia. 26 anni, sono tanti, ma per noi non sono tanti, sono giovani perché dobbiamo ancora continuare nel tempo a far conoscere sempre di più il territorio di Longi con i suoi prodotti e le sue maestanze. Beni Natali, e fai la mangiata di vaccatura, dimmi su dai guai, e li cambiai, ti faccio una bevuta e ti racconta. Nino, Nino, eccolo qua, Nino, Nino, ti racconta. Vorrei coprirla con bocca, di baci, di baci, di baci. Sentiti quando mi piaci, e poi tenerti sul cuore. Vorrei coprirla con bocca, di baci, di baci, di baci. Sentiti quando mi piaci, e poi tenerti sul cuore. Lena, mia cara Lena, tu sei la pena di questo cuore. Oh,